Siamo venuti per due cose: per parlare di un progetto per la Sardegna, presentarlo ai sardi come un lavoro collettivo, con una mobilitazione generale, trasformarla finalmente questa regione. Ma siamo venuti anche per un altro motivo: siamo venuti per il futuro della politica regionale, per dire che non torneremo più indietro dall'idea che la Sardegna deve avere, come tante altre regioni autonome che riconoscono una identità, una lingua, una storia, in questo caso anche una condizione geografica, culturale, profonda, devono avere una loro proposta politica. E noi abbiamo cuore, testa, passione, capacità, forza per rappresentarci noi, per essere noi stessi a raccontarci, noi stessi a chiedere, a confrontarci con l'esterno, in maniera moderna, istruita, consapevole, onesta, leale, aperta a tutti quanti, ma veramente mai più sotto nessuno, nemmeno sotto la politica italiana. Chiamo adesso sul palco i candidati della lista di progetto Sardegna della circoscrizione di Sassari. Agostinangelo Marras. Michele Azzara. Lisa Benvenuto. Giuseppina Biosa. Paola Correddu. Maria Rosaria Filigheddu. Giuseppe Frulio Nototore. Cristina Manca. Giovanni Perino. Benedetto Secchi. Massimo Secchi. Monica Spanedda. Grazie, vi prego di essere anche più calorosi perché candidarsi è una grande fatica e candidarsi è tantissimo coraggio. Quindi un altro applauso per i nostri candidati e candidate. Prima di dare la parola a ognuno di loro, vorrei ringraziare tantissimo tutte le persone che sono state con noi, con il comitato elettorale di cui faccio parte. Per chi non mi conosce, sono Marilena Budroni, e tutte le persone che ci hanno aiutato a raccogliere le firme. Ne abbiamo raccolto molte di più di quelle che servivano. Le persone che sono venute a firmare, i componenti della coalizione, tutte le liste che fanno parte della coalizione sarda che ci hanno dato una mano, e naturalmente tutti quelli che fanno parte del comitato elettorale, i candidati e le candidate. È una grande avventura che ci aspetta. Siamo qui per cambiare la Sardegna, ma siamo tutti candidati e candidate perché vogliamo davvero cambiarla questa Sardegna. Do adesso la parola all'avvocato
Agostinangelo Marras e così di seguito tutti i candidati e le candidate prenderanno la parola. Ognuno di loro ha non più di 5 minuti per esprimere appunto perché si sono candidati, perché bisogna votarli, e vi ricorderemo poi quali sono le modalità di voto, che sono molto importanti da ricordare. E poi vedremo anche la presentazione delle pagine, dei social, che sono importanti da seguire proprio per essere sempre informati su tutto quello che questa grande coalizione metterà in campo. E poi naturalmente daremo la parola a Renato Soru. Chiamo quindi Agostinangelo Marras. Parli da lì. Penso che non abbia bisogno di presentazioni, ma naturalmente ognuno di loro poi vi dirà quali sono le ragioni e io tenterò di dare proprio i dati minimi di ogni candidato, di ogni candidata. Prego, Agostinangelo. Grazie. Cara Marilena, mi permetto di modificare quello che tu hai appena detto. Candidarsi non è una fatica, per candidarsi non occorre coraggio. Per candidarsi in un momento come questo occorre passione. Per candidarsi in un momento come questo occorre avere consapevolezza di quello che è il nostro momento storico, il momento storico della nostra Sardegna. Un momento certamente difficile, un momento certamente complicato, ma dal quale con la guida del candidato presidente Renato Soru sono convinto che potremo venirne fuori. Il tempo che ci hai concesso è tiranno ed allora probabilmente non è possibile fare un discorso organico ed ho voluto affidare il cuore del mio intervento a 3 perché, o meglio alla risposta di 3 perché. Perché mi sono candidato, o perché o meglio ho accettato l'invito a candidarmi. Perché in 40 anni di attività professionale che ho svolto in ogni angolo della Sardegna e in tutti i tribunali dell'isola, mi sono reso perfettamente conto di quelle che sono le difficoltà del nostro territorio. Mi sono reso perfettamente conto di quelli che sono i disagi sociali. Vedete, non è l'illegalità che crea disagio, ma molte volte è il disagio che crea illegalità. Ed allora questa è la prima ragione per cui ho accettato di candidarmi, quello di cercare di dare un contributo attivo alla ripresa della nostra Sardegna e alla rinascita del nostro territorio del nord-ovest della Sardegna, al quale in questo momento io ho il piacere e l'onore di parlare. Perché in questo momento? Perché, come dicevo prima, questo è un momento veramente importante per il nostro territorio tutto. Perché nella prossima legislatura ci sarà la disponibilità di grandissime risorse economiche. Parliamo di cifre che oscillano fra i 9 e i 10 miliardi di euro che potranno e dovranno essere utilizzati per poter dare il via al progetto e alla conclusione, nell'ambito dei 5 anni, delle possibilità dei 5 anni, al progetto che ci proponiamo di portare avanti. E quando mi è stato proposto
di candidarmi mi sono posto soprattutto un obiettivo, quello di evitare, se il consenso popolare me lo consentirà, che tutte queste risorse economiche si fermino a Cagliari, come purtroppo da troppo tempo succede. Noi abbiamo necessità che queste risorse affluiscano anche al nord-ovest della Sardegna, nel nostro territorio. E quindi il mio desiderio, il mio obiettivo è quello di spendere una voce forte perché questo possa accadere. Io credo di poter rimproverare ai nostri amministratori, cioè a coloro i quali hanno fatto parte dell'Assemblea regionale come espressione del nostro territorio, credo di poter rimproverare un silenzio che probabilmente è stato determinato da quelle logiche politiche che noi non abbiamo, da quel desiderio di poltrone che noi non abbiamo e non vogliamo. Il terzo perché? Perché con Renato Soru. Vedete, i nostri cugini, i nostri vicini di casa hanno scelto la strada solita per loro della presunzione, della testardaggine. Hanno voluto imporre a tutti i costi una candidata decisa, scelta e decisa a Roma, non in Sardegna, a Roma. Questo ha un significato estremamente profondo, perché tra le altre cose significa che questa candidata inevitabilmente dovrà chiedere il permesso per assumere iniziative, dovrà chiedere l'autorizzazione per portare avanti determinati progetti. E se queste iniziative, questi progetti non verranno condivisi dalle segreterie politiche romane, quei progetti si fermeranno. Ma c'è una ragione di più per cui io muovo questa critica ai 5 Stelle e al Partito Democratico, che soprattutto hanno dimenticato quello che è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione e della nostra legislazione, ovvero quello di affrontare il consenso popolare, di affrontare il confronto popolare. Gli uni hanno deciso in questo modo, appiattendosi tranquillamente e silenziosamente ai voleri dell'altro. L'altro ha imposto la propria candidata, nonostante che abitualmente in tutte le competizioni di qualunque tipo e genere si rivolgessero al loro elettorato attraverso le piattaforme per poter avere adesione al loro progetto e alle loro proposte. Così come una critica severa va rivolta alla segretaria del Partito Democratico, che proprio lei, che oggi è segretaria di questo partito per scelta popolare, perché lei si è sottoposta al confronto con il candidato Bonaccini. Lei si è sottoposta alle primarie e lei ha rifiutato che in Sardegna si potesse scegliere, arrivare a scegliere il candidato presidente proprio attraverso le primarie, proprio attraverso quel meccanismo democratico che si chiama confronto, per poi arrivare ad una sintesi, per poi arrivare all'individuazione del candidato migliore. Ed allora perché Renato Soru? E mi avvio alla conclusione del mio intervento. Perché Renato Soru? Perché con lui non c'è il pericolo di dover sottostare al volere delle segreterie politiche, perché lui e noi con lui abbiamo un progetto, come si diceva poc'anzi, di una Sardegna nuova, svincolata da quelle logiche di partito, da quelle logiche governative con le quali inevitabilmente ci confronteremo, ma certamente non ne saremo dipendenti, certamente non ne saremo sudditi. Ed allora io credo che arrivare a queste elezioni in questa condizione
non possa che portare ad una scelta da parte dell'elettorato. Perché noi non dobbiamo dimenticare quello che è l'acronimo della nostra regione, RAS, Regione Autonoma della Sardegna. Noi vogliamo decidere con la consapevolezza della bontà dei nostri progetti, con la consapevolezza della bontà delle nostre idee, vogliamo decidere con il consenso popolare nel corso del nostro mandato che avremo dall'elettorato. In questo modo faremo veramente l'interesse della Sardegna e l'interesse di tutti i sardi. Grazie. Vi presento adesso Michele Azzara, direttore commerciale. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i convenuti per la nostra lista, ringrazio anche tutti i partecipanti, ringrazio l'organizzazione, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro presidente Renato Soru che ci ha dato la possibilità di rappresentare questa lista nel migliore dei modi, perché conoscendo tutti i miei colleghi candidati davvero siamo un'ottima lista e possiamo portare il nostro sostegno sia a Renato Soru come presidente sia alla Sardegna per cambiare finalmente questo sistema di governo. Faccio una piccola presentazione di chi sono. Sono Michele Azzara, ho 47 anni, oggi svolgo un ruolo come direttore commerciale, però ho avuto anche una breve esperienza politica nel passato. Nel 2005 mi chiesero di candidarmi proprio l'ultimo giorno. La mattina rifiutai, mentre la sera mi chiamarono, mi chiamò mio zio, Michele ti devi candidare, io non posso candidarmi perché ho un ruolo sindacale e quindi mi devi dare una mano. Lì lo feci per mio zio, che oggi ringrazio per tutta la vita, perché mi ha dato davvero la possibilità di mettermi in campo, di affrontare questa bellissima esperienza. E con lui è Rino Tedde, che purtroppo è venuto a mancare, e oggi è il suo compleanno e mi va in questa sede davvero di ricordarlo. Bene, mi candidai in questa lista civica e così all'improvviso fui l'unico eletto della lista civica. Avevo 28 anni, non avevo mai fatto politica e quindi iniziò questo percorso. Per 5 anni ho fatto il consigliere comunale e da lì ho capito cosa volevano i cittadini. Il consigliere comunale non era quello che doveva solo e esclusivamente parlare al microfono perché c'era Antenna 1 in diretta e quindi secondo quelli che ricoprivano ruoli come me erano belli, facevano interrogazioni, segnalazioni, convinti di prendere i voti. Ma io parlavo poco perché dovevo imparare, però allo stesso tempo capivo perché mi fermavano, ero piccolino, 28 anni, e quindi ascoltavo, ma stavo sempre in mezzo alla gente. Ascoltavo e poi cercavo di intervenire con i miei colleghi chi a quel tempo ricopriva il ruolo di assessore e negli uffici. Viene la fine del mandato e qualcuno mi diceva di non candidarmi più, oppure chi mi tirava la giacca vieni con noi, ti garantiamo l'elezione, e da lì ho iniziato a capire cosa era la vera politica. Bene, io a quelli che mi dicevano di non candidarmi perché non intervenivo in consiglio comunale, perché per loro la politica era solo il microfono, io a qualcuno dissi, ma scusa, a tuo nipotino, se questa l'educazione e la forza che dai, che sta crescendo, io che sono giovane, perché mi stai tagliando le gambe e mi stai distruggendo politicamente? Mi sono fatto forza, mi sono ricandidato alle comunali, all'epoca con Gianfranco Ganao nel 2010, e fu una sorpresa, ma fu una sorpresa anche per me, orgoglioso del lavoro che forse avevo capito quello che voleva la gente.
fui il terzo più votato a Sassari e quello che mi diceva non ti candidare non venne eletto. Da lì ho capito cosa voleva la politica da chi fa politica. Di conseguenza è iniziato il percorso da assessore con una bellissima, secondo me, giunta nel bene e nel male, con la mia collega assessora Monica Spanedda, che oggi anche lei ha accettato di candidarsi, e fu un bellissimo percorso perché comunque mi manca, perché essere al servizio della propria città è una cosa bellissima, e finì anche quel percorso. Da lì mi candidai alle regionali, anche lì non ti candidare, sei troppo giovane, hai 36 anni, fate un'altra esperienza alle comunali, ma io volevo crescere, tanto che mi candidai nel 2014 dimettendomi da assessore, affrontando le elezioni e venni eletto come consigliere regionale. Vi racconto nel breve tempo la mia esperienza in consiglio regionale. È stato un disastro. Perché un disastro? Perché da lì ho capito che gli ideali politici erano finiti, spariti, che i miei colleghi consiglieri regionali per la maggiore erano telecomandati da Roma. Quando si doveva prendere una decisione chiamavano, si alzavano, scusandosi 5 minuti, 10 minuti, chi chiamava al senatore, al deputato, ma cosa devo fare? Ma cosa faccio? Voto contro, voto a favore, oppure moduliamo la legge, facciamo un emendamento. Ho detto, ma qua stiamo scherzando, ma qua dipendiamo davvero da Roma. E lì ho capito che davvero dipendere dai partiti, o meglio, dalle persone che si candidano, però che non si devono dimenticare che sono sardi e non possono dipendere da Roma solo e esclusivamente per arrivare chissà che cosa, ho avuto davvero un rifiuto. Tant'è che poi non mi ricandidai. Sono stato 5 anni fermo. Incontrai Renato Soru e facendo una chiacchierata mi ha rivitalizzato e mi ha fatto rivenire la voglia di mettermi in campo, perché comunque Renato Soru è una persona che è l'unica in Sardegna che può darci una mano, che la può risollevare, e non certo può essere o Paolo Truzzu o la Todde, che forse in Sardegna non so quanto ci abbia vissuto. Quindi io ringrazio Renato Soru perché mi ha dato di nuovo, mi ha rinvigorito a ritornare al servizio dei cittadini dell'isola, e quindi metterò a frutto tutta la mia esperienza, quella positiva, ma soprattutto quella negativa, per dare un supporto, perché la Sardegna davvero se lo merita. Io faccio un lavoro dove sono tantissimo fuori in Italia e tutti dicono ma beato te che abiti in Sardegna, ma perché questo invece i sardi ancora non l'hanno capito. E io sono convinto che invece grazie a Renato Soru e al suo governo forse i sardi capiscano che viviamo in un'isola felice, o meglio potremmo vivere un'isola felice se questa è davvero governata bene. La chiudo dicendo forza a tutti i candidati, forza a Progetto Sardegna, forza a Renato Soru e viva la Sardegna! Grazie. E adesso è la volta di Lisa Benvenuto, facilitatrice per reti di impresa e processi partecipativi. Prego Lisa. La cosa più difficile è stata definire il mio lavoro, quando mi hanno chiesto come riassumere in una parola quello che facevo. Questo perché avevo preparato un discorso, ma in realtà poi, ovviamente dovendo raccontare l'esperienza che stiamo per vivere, forse è meglio veramente andare a sentimento con tutta l'emozione che mi appartiene in questo momento. Io sono figlia del Master & Beck.
Ho avuto l'opportunità nel 2007 di vivere un'esperienza formativa fuori, che è stata fondamentale per la mia vita. È stata fondamentale, innanzitutto è stata un'esperienza che da un punto di vista familiare non mi sarei potuta permettere. Mi ha portato a vivere un anno a Roma, mi ha portato a confrontarmi con delle realtà internazionali e mi ha portato ad iniziare il mio percorso lavorativo con Greenpeace. Durante gli studi, io sono laureata in Scienze dell'Ambiente e del Territorio, il mio professore di ecologia sistemica continuava a ripetere che noi dovevamo tenerci fuori dalla politica. Chi lavora in campo tecnico-scientifico, chi lavora come consulente per la politica, non deve fare politica. E con questo mantra io sono andata avanti senza preoccuparmi o interessarmi di chi facesse politica per il nostro territorio. Poi nel 2007 arrivo a Greenpeace e i campaigners nazionali mi chiedevano di Renato Soro. Diceva, avete questo presidente così rivoluzionario, così innovativo, e sentivo parlare bene in continuazione di questo presidente, e quindi ho iniziato ad interessarmi a quello che era il mondo della politica. Abbiamo preparato 2 campagne, sono arrivata in Sardegna, abbiamo fatto un lavoro per quanto riguardava il discorso dell'eolico, per quanto riguardava l'energia prodotta dal carbone, la promozione della tutela del mare, e lì ho deciso di rimanere in Sardegna. Ho deciso che mi piaceva la Sardegna, di lavorare in Sardegna. Ho iniziato a lavorare come consulente per il comune di Sassari su questi temi e ad occuparmi di facilitazione pubblica. Il mio impegno diretto nella politica arriva nel 2014, è stato un anno molto particolare. Contemporaneamente o poco prima che ci fosse la possibilità di iniziare attivamente l'impegno politico, avevo intrapreso un'attività imprenditoriale, avevo aperto un coworking che in realtà era il primo del Nord Sardegna, e poi si è iniziato a parlare di coworking, a parlare di collaborazione. Credevo fermamente, credo tuttora, che la cosa più importante sia collaborare, fare rete, mettere in sinergia le varie forze, le varie competenze. E mi fu proposta questa candidatura con il Partito Democratico con l'idea che non sarebbe stato assolutamente semplice entrare, ma fui eletta. E quindi ho iniziato da neofita, senza aver avuto prima una vita di partito, con tutto l'entusiasmo a 32 anni, questa fantastica esperienza. È stata un'esperienza molto bella, è stata un'esperienza nella quale io ho potuto portare avanti dei temi nei quali credo tantissimo, e che sono temi che se avrò l'opportunità porterò avanti anche in Consiglio regionale. Abbiamo lavorato sulla legge per il gioco d'azzardo patologico, che è una piaga che spesso si dimentica ma che fa parte di tutte le nostre famiglie. Abbiamo lavorato sul benessere animale. Ho lavorato in quel caso per il centro storico, ma questo vale, e lo sto vivendo in questi anni, per tutto quello che riguarda lo spopolamento dei paesi. Fu allo stesso tempo un'esperienza drammatica. Perché drammatica? Io mi dimisi dal Partito Democratico nel 2018 perché logorata da un continuo ragionamento che era legato più a delle dinamiche interne di quelle che noi chiamiamo o chiamavamo sensibilità, piuttosto che il lavoro sui temi. Ero molto idealista, lo sono tuttora, e quindi faticavo a stare in questa costante dinamica. E questo mi ha portato ad allontanarmi completamente dalla politica. Mi sono disinteressata di quello che stava succedendo per cercare di stare bene io. Arriviamo a settembre, arriva un incontro nel quale Renato Soro presenta un libro, ma in realtà quello che stava succedendo, inizia ad accennare a quello che stava succedendo in Sardegna, e il mio primo pensiero è stato, caspita, io non conosco intimamente il Movimento 5 Stelle, ne ho rispetto, ma rappresenta qualcosa di molto diverso da quello che ho deciso di sposare come ideali e come politica, e non riuscivo a capire come fosse possibile che il Partito Democratico avesse creato questo campo largo. E da lì ho iniziato a seguire tutti gli incontri che ci sono stati sul territorio. Io sono fermamente convinta che il lavoro che ha fatto Renato Soro in questi mesi sia un lavoro straordinario, fondamentale, ha toccato tutti i temi che fanno parte del programma che adesso noi stiamo sposando come lista, ed è per questo che in maniera convinta ho dato la mia disponibilità per
Progetto Sardegna, per poter creare un nuovo progetto politico che inizia adesso ma che andrà avanti, che ha l'idea di riavvicinare alla politica diciamo i giovani, ma in realtà tutti, perché le persone che hanno deciso nel tempo di non andare più a votare e disinteressarsi sono tantissime. Per cui il mio ringraziamento va innanzitutto al lavoro che è stato fatto in questi mesi, al coordinamento, al nostro Presidente, ai colleghi della lista, a tutti voi che state già lavorando per noi sul territorio, e un in bocca al lupo a tutti per quello che stiamo per vivere. Grazie. Grazie. E adesso Giuseppina Biosa, funzionaria pubblica. Prego Giuseppina. Buonasera a tutti. Spero che la mia voce possa sentirsi, insomma, nonostante i miei problemi di raucedine. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono un funzionario pubblico, lavoro in una pubblica amministrazione e mi occupo da tanto tempo di progetti di integrazione, di innovazione sociale, di sviluppo delle comunità, con grande soddisfazione, impegno e passione. Ma mi è stata data la possibilità di poter trasferire questa mia competenza e questa mia esperienza in un territorio molto più vasto, di passare da una dimensione personale, individuale e professionale ad una dimensione collettiva, più ampia, che racchiude il nostro territorio del nord-ovest, ma che racchiude alla fine la nostra Sardegna. Perché mi candido? Mi candido per questo, mi candido per poter contribuire a realizzare le linee programmatiche del nostro progetto Sardegna e di incidere in maniera efficace su tutti quei asset di sviluppo che possono realmente rivoluzionare e cambiare i nostri territori, rivoluzionare le nostre città, rivoluzionare i nostri borghi, ridare vita a dei territori che in questo momento si stanno spopolando e si stanno impoverendo, trasformare i territori in luoghi laboriosi, in luoghi produttivi e in luoghi sostenibili. Abbiamo un programma che tocca tutti questi punti, abbiamo anche dei finanziamenti che possono essere utilizzati e messi a correre per realizzare tutti questi interventi. Quindi l'obiettivo è questo, lavorare tutti insieme, incidere tutti insieme per il cambiamento, e questo lo possiamo fare partecipando con il voto, e il voto non deve essere solo il nostro voto, il voto dei nostri amici, il voto dei nostri parenti, il voto deve essere di tutti e il voto deve essere anche di chi con estrema indifferenza decide di non andare a votare e decide di abdicare al suo essere cittadino e decide di abdicare anche alla possibilità di incidere nello sviluppo della sua terra. Quindi io vorrei essere votata, ma vorrei che venisse votato tutto il progetto Sardegna con questa finalità: riuscire a realizzare gli obiettivi, riuscire a smuovere le coscienze e a far ripartecipare i nostri cittadini alla vita sociale, alla vita civile, far rinascere il fiore della passione civile e della passione politica, perché la passione civile e la passione politica è cosa buona e giusta e deve essere applicata tutti i giorni nella nostra quotidianità, come nella straordinarietà degli eventi che avvengono nelle nostre vite, nelle nostre comunità. Quindi invito tutti a votare Progetto Sardegna col Presidente Renato Soru e a votare la nostra lista. Grazie a tutti. Grazie. E adesso chiamo Paola Cordeddu, medico. Buonasera, mi sentite? Sì? Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Grazie Marilena per la presentazione. Io sono un medico, lavoro sul territorio per l'ASL di Sassari. Da medico non posso che dire che
è urgentissimo ritornare ad investire per la sanità pubblica, perché tutti possano avere accesso alle cure. È necessario investire non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della valorizzazione del personale che lavora nelle strutture pubbliche, per poter, e anche nella riorganizzazione, soprattutto a livello territoriale dei servizi sanitari, per poter offrire un'assistenza sanitaria efficace, moderna, personalizzata e slegata dalle logiche di mercato, perché nonostante la sanitaria sia un'azienda, non possiamo dare un valore commerciale, un valore economico anche alla vita delle persone. La salute è il bene più grande che noi abbiamo e per questo motivo lo dobbiamo tutelare soprattutto con un'opera di prevenzione che oggi manca. Da persona voglio dire che non è più tempo di girare la testa dall'altra parte. Tutte le volte che vengono compressi i diritti nostri o di chi ci sta a fianco, dobbiamo ribellarci, non possiamo sottostare. A volte può sembrare una battaglia contro i mulini a vento, soprattutto quando sono le pubbliche amministrazioni che marginalizzano le comunità, impedendo l'accesso alle informazioni riguardanti la gestione del bene comune, che troppo spesso utilizzano la discrezionalità, favorendo i pochi a danno delle comunità. Sono battaglie che comunque vanno fatte e, come potrete capire, io nasco così, io sono una attivista, movimentista, non so come definirmi, ho favorito la nascita e animato numerosi comitati cittadini, proprio contro la prepotenza della pubblica amministrazione. Da sarda cosa posso dire? Che è ora di dire basta. È ora di dire basta all'idea di una Sardegna terra di conquista, dove chiunque ritiene di avere il diritto di entrare in casa nostra senza neanche bussare alla porta e rubarci il nostro oro, il vento, il sole. È ora di dire basta alle servitù militari, è ora di dire basta a trasformare la Sardegna in una piattaforma energetica per i fabbisogni degli altri, non i nostri. È ora di dire basta alla fabbrica delle bombe, perché i sardi sono un popolo accogliente, non guerrafondaio. Io sono poi molto sensibile alle tematiche ambientali, anche perché sono un medico ISDE, un medico iscritto all'Associazione Medici per l'Ambiente, che tutela la salute pubblica attraverso la salvaguardia dell'ambiente, perché ricordiamoci che nei 3/4 dei casi le patologie che noi sviluppiamo sono conseguenza, oltre che dei cattivi stili di vita, anche dell'inquinamento ambientale. Perché mi sono candidata in questa lista e con Renato Soru? Perché quando ho partecipato agli incontri mi sono resa conto che Renato Soru diceva esattamente le cose che io volevo sentirmi dire da un candidato presidente. Perché Renato Soru è l'unica ad avere autorevolezza per dare voce a questo popolo. È l'unico che ha approfondito la conoscenza dei problemi di questa terra e ha approntato soluzioni per tirarci fuori da questa situazione di miseria, non solo economica ma anche culturale. Ecco perché vi invito a votare Renato Soru, a votare la lista Progetto Sardegna e a votare naturalmente me. Grazie. Grazie Paola. Maria Rosaria Filigheddu, ricercatrice del Dipartimento di Agraria. Ex ricercatrice, sono in pensione da un anno. È bellissimo vedere tanta gente. Grazie Cirillo. Oh, scusa. Grazie Agostinangelo. Vabbè, mi avete riconosciuto subito. Scusate, ritorno in me. Io ho accettato di candidarmi per il progetto Sardegna perché è da tempo che seguo Renato Soru, già insomma tutta la sua storia, ma ultimamente mi ero appassionata a seguire i suoi incontri. Appunto, come ha detto la collega candidata,
sentire dire da Renato esattamente le stesse cose che io volevo sentire è qualcosa di eccezionale. Per cui a un certo punto ho pensato che effettivamente è arrivato il momento di impegnarsi in prima persona, di scendere in campo e dobbiamo fare qualcosa per aiutare chi lavora bene e cercare di lavorare bene noi. Voi forse se qualcuno mi conosce, chi mi conosce sa che io appunto sono stata un ricercatore all'Università di Sassari, Dipartimento di Agraria, sono laureata in Scienze Naturali, quindi diciamo un approccio un po' ambientale sull'aspetto agronomico e per fortuna grazie a questo signore, negli ultimi 20 anni ho lavorato sul paesaggio. Perché proprio già alle primissime fasi della stesura, quando è stato approvato il decreto Urbani che impone la stesura dei piani paesaggistici, abbiamo iniziato con il nostro gruppo di lavoro a lavorare sui paesaggi, abbiamo lavorato tanto sul paesaggio del nord-ovest, ma poi su tutta la Sardegna e anche diciamo qualcosa in Italia. Negli ultimi dal 2014 c'è stato un grande gruppo di lavoro formato da alcuni colleghi del Dipartimento di Agraria di Sassari, Dipartimento di Architettura di Sassari, Dipartimento di Architettura di ICAR di Cagliari, l'Agenzia Forestas, l'Istituto Nazionale Regionale Etnografico. Eravamo un centinaio di persone che abbiamo lavorato per varie tappe, su 3 fasi, per fare uno studio metodologico iniziale, poi conoscitivo, per l'ampliamento del piano paesaggistico e l'aggiornamento per tutte le aree rurali, gli ambiti costieri ma gli ambiti interni. È stato un lavoro interessantissimo che ci ha impegnato tutti quanti in maniera imponente, ma ci ha consentito di riconoscere ancora ulteriori cose del nostro territorio. Insomma, è stato veramente emozionante e gratificante. E quindi a un certo punto io penso è importante che la ricerca abbia una ricaduta anche operativa sul nostro territorio. Noi sappiamo benissimo che la tutela del paesaggio, la salvaguardia del paesaggio è una base indispensabile per poi valorizzare e progredire e migliorare tutte le nostre possibilità. E il paesaggio rurale in particolare ha tutta una serie di aspetti che sono legati proprio alla gestione del territorio, alla tutela anche nell'ordine dei cambiamenti climatici, perché soltanto conservando le forme che nel tempo gli agricoltori, chi ha coltivato la terra, le forme che ha dato al nostro paesaggio, solo così riusciamo a mitigare anche gli effetti dei cambiamenti climatici, a migliorare l'agricoltura che deve essere multifunzionale. Insomma, leggetevi il programma di Renato Soru e troverete tutte queste cose che noi abbiamo maturato nel nostro studio e poi io me le leggo nel suo programma e devo dire che mi entusiasmo ancora di più. Perciò diciamo che il mio obiettivo è quello di contribuire come posso nel consentire una ricaduta del mio lavoro di ricerca e siate entusiasti quanto lo sono io nel seguirlo, nel votarlo e nel votare. E dopo Maria Rosaria Filigheddu diamo la parola a Giuseppe Frulio, architetto. Prego. Mi conoscete tutti per Tore, è un equivoco del battesimo, si accorsero che ce n'erano 5 a Salvatore in casa, in famiglia, alla fine mi appiopparono questo Giuseppe che ho scoperto alle medie, per cui io sono realmente Tore Frulio Giuseppe per l'anagrafe italiana. Io mi sono, posso dire, innamorato di Renato Soru quando esordì con questo movimento. Io credo che fosse un movimento Progetto Sardegna e poi, essendomi trasferito all'Università di Bologna e poi a Firenze, seguivo. Ricordo una sera a Bologna, nella piazza dell'Università, in la battaglia che lui stava conducendo per la sua ricandidatura con gli universitari che erano in continente, e mi rendevo conto, la cosa che mi affascinava è quando
Da architetto ho sentito uno che diceva un progetto per la Sardegna. Questo credo che sia un elemento centralissimo, quello di portare idee concrete, quello di portare una visione unica, fondamentale per lo sviluppo della Sardegna, ma soprattutto per le generazioni che ci stanno dietro, i nostri figli, i nostri nipoti. È una cosa io ritengo importantissima. Per questo mi sono candidato, con un grande peso, perché abitare fuori, fare il pendolare dalla Toscana senza continuità territoriale, questo è il primo elemento di gravità. Senza collegamenti interni all'interno della Sardegna, ferroviari e difficilmente stradali. Io sono affascinato dallo svincolo di Bonorva. Credo che sia... No, ma non volevo fare questo spettacolo tecnico-urbanistico. Per aver insegnato tanti anni ho questa predilezione Poi da Berlusconi ho preso non il voto, ho preso l'idea che bisogna interessare. Io ricordo che avevo un professore che faceva lezione con la cerniera e i pantaloni un po' abbassati, ho fatto tutto il liceo attentissimo, pensando che da un momento all'altro sarebbe successo qualcosa. Non è mai successo niente. E quindi vi dicevo, quest'idea del progetto concreto, e mi ricordo i primi comizi a Villanova da Alghero, dove lui parlava di carciofo unico, di mirto unico, e nessuno capiva queste cose perché tutti avevano il loro carciofo, il loro mirto, il loro vermentino, il loro canonau, la monica e tutto quello che c'è di diversificato in Sardegna, ma non in una ricchezza unica, diversificato per essere diversi, divisi, diversificati. Questo io credo che sia il grande guaio della progettualità in Sardegna, tant'è vero che adesso che ad Alghero parliamo di metropolitana o tram-treno che deve arrivare al nostro aeroporto, abbiamo fatto battaglie perché l'aeroporto fosse del territorio e allora vorremmo conoscere quali sono le reali progettualità, il progetto per questo territorio. Io credo che sia difficilissimo poter dialogare su queste cose, comprendere realmente qual è il futuro del nostro territorio nella pianificazione di queste strategie territoriali fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, per evitare l'emigrazione, per evitare che i figli li perdiamo tutti. Però ci sta salvando Ryanair, non ci sono voli per partire. Mentre prima era facilissimo andare a fare il cameriere a Düsseldorf, a Francoforte Hahn, dove volevamo, e quindi era una via, una porta aperta, l'ho usato anch'io per andare via. Quindi voglio dire, adesso è difficilissimo tornare ed è difficilissimo partire. E questo è una cosa che noi dobbiamo assolutamente mettere a regime, perché non possiamo pensare che le politiche di sviluppo territoriale siano un qualcosa che è legato, vogliamo dire, a Roma, vogliamo dire ai fondi di investimento, vogliamo dire alle società di gestione. Queste sono tematiche importanti. Io non faccio politica perché da ragazzo me l'hanno proibito, perché avevo davanti un fratello che era un grader, una ruspa, un apripiste, una cosa terribile, bisognava assolutamente astenersi, era lui predicato. Adesso ultimamente Renato Suru mi ha chiesto una volta, pensavo fosse una fake news io all'inizio, perché ho ricevuto un messaggio in galleria, quando si è materializzato dopo galleria ho detto ma forse è lui veramente, ho detto mi devo togliere le energie migliori che ho per aiutare in questo momento la Sardegna. E poi ho scoperto che mia moglie mi diceva ma dai ancora con un po' di ricostituenti, di vitamina C puoi andare avanti, insomma ce la faccio ancora a ragionare, potenziamo sicuramente l'attività di coesione, di unione su queste progettualità. Il caso io credo che sia da manuale quello svincolo di Bonorva, di spreco, di distruzione del paesaggio. C'è una sezione, io credo 130 metri, è larga come un campo di calcio. Quello è uno scandalo. Se lo vediamo dal satellite è visibilissima. Noi non possiamo più giocare col nostro territorio. Non possiamo più giocare con il nostro mare, con le coste,
con gli impianti offshore che adesso oramai dell'energia eolica devono circondare come veramente un salvagente. Io penso che sia un cappio al collo per il futuro. Non è vero. La Sardegna galleggia da sola, non ha bisogno di queste invenzioni di società estere, credo svedese, che comprano a basso prezzo per noi l'energia e la riportano, la rimandano in continente. Noi abbiamo un surplus già di produzione energetica. E poi verrebbe di parlare di pianificazione territoriale, di opere pubbliche. Ci vogliono 7 ore per arrivare a Cagliari. Sono tutte cose che vanno fatte a sistema. Io credo che le migliori energie della mente devono essere messe a disposizione dello sviluppo, di un progetto Sardegna unico, di un futuro che Renato Soru ci può garantire. Grazie. Grazie. E adesso è la volta di Cristina Manca, che lavora nella impresa di famiglia, nell'azienda di famiglia e è esperta di gestione dei trasporti merci. È la più giovane della lista. Buonasera a tutti. Allora, quando ho deciso di prendere parte al progetto Sardegna con Soru Presidente, l'ho fatto pensando innanzitutto a tutte le persone che ho conosciuto fuori dalla Sardegna. Infatti il mio percorso inizia all'Università di Economia di Sassari, durante il quale però grazie al progetto Erasmus ho potuto trascorrere un anno all'estero all'Università di Dublino, mentre ho poi proseguito con un master in logistica e trasporti all'Università Bocconi di Milano. Nei periodi che ho trascorso lontano da casa ho avuto l'opportunità di vedere che cosa manca alla Sardegna, ma ho anche incontrato tantissimi giovani sardi e confrontandomi con loro sulle motivazioni che ci portano lontano da casa, ho capito che facciamo sempre discorsi lunghissimi e appassionati, ma che poi alla fine si possono riassumere con una frase molto semplice e rassegnata. Da noi non c'è niente. Assieme a questa rassegnazione, però, ho sempre visto qualcosa in più, qualcosa che tutti coloro che non sono sardi guardano sempre con stupore e ammirazione. Un sentimento e un attaccamento fortissimo al territorio e la fierezza di essere sardi, che si vede anche tra i più giovani di noi. Questo mi ha fatto capire che la maggior parte dei sardi in fuga non torna, non perché non lo voglia fare, ma perché in mezzo a tutti i problemi e davanti a coloro che vogliono farci figurare solo come un'isola per venire in vacanza 3 mesi l'anno, cercare le opportunità sembra tempo sprecato. Questa stessa rassegnazione ha portato poi la mia generazione a separarsi tantissimo dal mondo della politica e spesso noi giovani ci siamo dimenticati che le decisioni che deleghiamo agli altri hanno un impatto sulle nostre vite e se non saremo noi a combattere le nostre battaglie per la nostra amata terra non ci sarà un futuro. Io sono uno di quei giovani sardi che alla fine ha deciso di tornare, ma ho potuto farlo perché ho la grande fortuna di lavorare nell'azienda della mia famiglia, che ogni giorno però mi fa toccare con mano le difficoltà del fare impresa in Sardegna e in particolare occupandomi di trasporto merci mi mette quotidianamente davanti al ruolo cruciale che questo settore ha per l'economia della nostra isola. Il crescente costo dei traghetti non solo infatti impatta su tutti noi consumatori finali, ma rappresenta anche una minaccia per la competitività dei nostri prodotti nei mercati esterni. È urgente affrontare questa problematica portando all'attenzione un aspetto essenziale ma spesso ignorato del nostro tessuto economico. Io ho deciso di mettermi in gioco perché non voglio più dire da noi non c'è niente, ma vorrei un giorno poter dire che ho fatto qualcosa per questo posto e vorrei che tutte le persone della mia generazione avessero la possibilità di fare altrettanto e non voglio più delegare il nostro futuro e penso di essere nel posto giusto. Per questo ringrazio Renato Soru e tutti coloro che mi hanno permesso di partecipare a questo progetto e anche voi che siete qui presenti, perché se siete qui penso che anche voi volete cambiare la Sardegna. Grazie mille. Giovanni Antioco Perino, dipendente di Forestas, sindacalista della FLAI CGIL Nord Sardegna. Buonasera a tutti, chiedo scusa per la racciolina. Tengo a precisare che io non sono mai stato candidato, anche se mi è stato proposto, ma non ho mai accettato. Quindi basta la presentazione della compagna. Quindi sono Giovanni Perino, sono dipendente regionale dell'agenzia Forestas. Un lavoro che apprezzo molto e che mi ha dato grandi soddisfazioni. Anche se sfortunatamente
un'agenzia di tale calibro e tali dimensioni avrebbe potuto e dovrebbe svolgere per la Sardegna un ruolo sicuramente più rilevante e più importante. I lavoratori tutti sono a conoscenza del ruolo che la politica tanti anni fa ha affidato all'allora ente foreste, ruolo che è stato fortemente penalizzato dall'invadenza politica e clientelare. Le assunzioni del personale non sono sempre state all'altezza di svolgere le attività previste dalla legge dell'allora ente foreste, quindi dalla legge istitutiva dell'ente. Ciò nonostante, i lavoratori si sono sempre battuti strenuamente affinché i soldi pubblici, circa 200 milioni di euro all'anno, venissero spesi per rendere l'attività forestale un valore che, con il passare del tempo, diventa sempre essere più importanti sia in termini ambientali che di tutela del territorio. Durante il mio percorso lavorativo sono sempre stato impegnato, prima da delegato sindacale e poi da dirigente, per risolvere i problemi dei lavoratori, soprattutto degli operai forestali semestrali, che per un tempo hanno vissuto in condizioni di precarietà. Forse non tutti sanno, anche perché il nostro candidato alla presidenza della regione è un politico che ama risolvere i problemi e che fu proprio lui, Renato Soru, ad avviare il processo di stabilizzazione nel 2008. Da allora tutti i lavoratori semestrali del nord Sardegna furono stabilizzati. Parliamo di centinaia di lavoratori. Dal 2008 sono stato eletto segretario provinciale della FLAI CGIL di Sassari. FLAI vuol dire Federazione Lavoratori dell'Agroindustria. Mi sono dato da fare soprattutto per tale tipo di attività e ho fatto in modo che la categoria si fosse distinta particolarmente nello sviluppo dell'attività lattiero-caseario presente in questo territorio, in termini sia quantitativi che qualitativi. Il caseificio dei fratelli Pinna e quello di Nulva, per fare un esempio. Anche il settore vitivinicolo riveste un fattore importante nell'economia del territorio, con la presenza di aziende, solo per citarne alcune, come la Sella Mosca, 400 ettari senza soluzione di continuità, la cantina di Santa Maria la Palma e tantissime altre aziende. In questo territorio abbiamo contribuito allo sviluppo in termini di compatibilità ambientale riguardo il settore della pesca. Sono stato anche segretario provinciale della FLAI CGIL della Camera del Lavoro di Olbia Tempio e poi della struttura accorpata del Nord Sardegna. L'esperienza sindacale di Olbia mi ha portato ad essere protagonista della grande avventura che ha segnato la storia produttiva di Olbia con la nascita e realizzazione di Asdomar, un marchio che esporta tonno in tutto il mondo, essendo un prodotto di grande qualità. Il mio impegno sindacale si è concluso quasi un anno fa, ma la passione della politica per mettere a disposizione della collettività la mia esperienza è tornata con la discesa in campo di Renato Soru, un uomo visionario nel senso buono, bello della parola, e lungimirante che solo lui può essere capace di ridare alla Sardegna quel buon governo e quella dignità che da molto tempo non possiede più. Ringrazio lui per avermi dato la possibilità di far parte di questa squadra, ne sono orgoglioso e speriamo che tutto vada come noi ci auguriamo. Grazie. Benedetto Secchi, presidente FLAG e dell'Agenzia di Sviluppo Locale, o ti occupi di sviluppo locale. Sì, intanto, buonasera a tutte e a tutti. In realtà ci ha un po' fregato, Marina, certo dovete parlare 3 minuti, poi qua invece ci ha detto 5, e poi però sentendo invece insomma, i bellissimi interventi
di chi mi ha preceduto. Insomma, è una bella lista questa di competenze e di diverse e di entusiasmo. Non parlerò di me, insomma, sono troppo anziano per dire troppe cose, invece voglio parlare delle cose di cui mi occupo in questa fase della mia vita. Mi occupo di sviluppo locale, come diceva Maria, me ne occupo nell'ambito dell'economia del mare da qualche anno. I FLAG sono sostanzialmente stati voluti dalla Unione Europea per cercare di creare lo sviluppo costiero, magari integrandolo come è giusto che sia, con le filiere delle attività dell'agroalimentare delle zone interne. Guardate, sono qua per questo, insomma, io ho accettato questa candidatura certamente perché condividevo assolutamente le cose che Renato da qualche anno, da qualche mese soprattutto, ma lo ricordo anche nel passato, va dicendo sulla Sardegna. Noi abbiamo un compito particolare che è quello di fare coesione ed è il grande problema della Sardegna. In questi anni, utilizzando le poche risorse che avevamo, abbiamo pensato piani di sviluppo, piani d'azione con azioni specifiche. Un po' hanno funzionato, un po' no. E abbiamo cercato di capire perché non hanno funzionato. Negli assessorati ancora non l'hanno capito. Noi pensiamo di averlo capito. Allora, questa volta sperimentiamo un po' una cosa diversa e abbiamo allocato un po' di risorse per fare comunità di progetto e quindi non scrivere noi il progetto, ma farlo scrivere a chi poi lo deve realizzare. Se i bandi che la Regione fa in tutti i settori, ma in agricoltura, nella pesca, nell'acquacoltura in maniera particolare, partissero da questo concetto, quindi non nascessero dentro gli uffici o scopiazzati magari perché lo fanno in Francia, lo fanno in altre regioni, ma partissero dalla progettazione partecipata, noi spenderemo tutti i soldi che abbiamo a disposizione. Allora va cambiato il concetto, ma va fatta questa grande riforma di cui Renato parla sempre, degli assessorati e della macchina regionale, e va invertito completamente il concetto di sviluppo locale in questi termini. Così come pure è necessario che lo sviluppo locale non sia appaltato a questo e a quell'assessorato, ma che ci sia una regia unica, perché lo sviluppo locale è sviluppo. E quindi parlare di cantieristica, parlare di pesca, parlare di acquacoltura, parlare di agroindustria, è assolutamente necessario farlo con una cabina di regia che sia efficiente, che sia efficace, così come forse è stato qualche tempo fa. Questa è qualcuno l'ha chiamata un'avventura, no? Questa è una rivoluzione, la rivoluzione gentile. Sarà una rivoluzione gentile ma determinata. Si può essere gentili ma essere anche molto fermi. Qualcuno non confonda il termine gentilezza con l'accomodamento. Sarà una rivoluzione gentile ma determinata. E allora io la voglio chiudere qua. Mi piace sempre ricordare una frase di De André che era in direzione ostinata e contraria. Noi siamo questo, andremo in direzione ostinata e contraria perché gli altri dicono cose diverse, ma abbiamo ragione, e se abbiamo ragione vinciamo. Massimo Secchi, cagliaritano di adozione ma in realtà sassarese, dirigente scolastico. Prego Massimo. Buonasera a tutti e a tutti. Indovinate di che cosa parlerò? Allora, volevo tracciare un pochino la mia biografia politica, perché molti non la conoscono. Io ho iniziato a fare politica quando Renato Suru si è candidato con Progetto Sardegna. E ho iniziato da allora a seguirlo e ho avuto occasione di potermi confrontare con le assessori che si sono mano a mano succeduti nel governo della regione. E ho partecipato con lui
un giorno a San Luri in cui ci ha chiesto di entrare nel PD. Siamo entrati nel PD, io ho continuato a fare politica, la verità un po' come Michele, no? Diceva, ma insomma perché ti chiamano? No? Vieni, che ci porti un po' di voti. Sono stato eletto al comune, ero presidente della commissione bilancio, avevo assessore Nicola Sanna, con cui abbiamo collaborato molto bene. Devo dire la verità, non sono mai riuscito a esprimermi, non sono mai riuscito a dare quello che potevo dare, non sono mai riuscito a parlare di una linea insieme al partito, all'interno del partito, per parlare di scuola. E quindi mi sono un po' disilluso, ho un po' lasciato perdere le cose. E quando Renato è tornato, l'ho seguito, perché Renato ha fatto tanti altri incontri, anche in precedenza, io l'ho sempre seguito, stimato, e ho sempre visto in lui l'unica figura che avesse un orizzonte ampio, che ci potesse veramente, che potesse dettare i tempi di una politica nuova per la Sardegna. E finalmente lo ritrovo in campo, mi è stato chiesto se volessi appunto candidarmi. Io ho accettato molto volentieri perché credo finalmente, questa volta, di riuscire a fare un po' di politica su istruzione e formazione, che sono le mie, diciamo così, la mia colonna portante di tutta una vita. Che cosa ci vogliamo promettere sull'istruzione? Ci vogliamo promettere innanzitutto di fissare dei nuovi parametri, che siano dei parametri che riconoscano l'unicità della scuola sarda, e quindi evitare tutto quello che sta succedendo, la mattanza delle direzioni, delle presidenze, delle dirigenze, e quindi la chiusura di punti di erogazione della scuola, perché voi sapete bene che se tagliate, anzi ve lo dico io per esperienza che ho seguito veramente da tanto il mondo della scuola, per esperienza, quando viene a mancare il capo d'istituto e la parte amministrativa, quella scuola è destinata a morire, perché non c'è più un governo, perché è difficile riuscire a gestire le novità, a gestire tutto. Quindi voglio dire, il dimensionamento scolastico è una piaga che sta portando veramente a un continuo, anche quello, a un contributo per spopolare la Sardegna. E con questo si porta dietro tutta l'incapacità che abbiamo nella scuola di riuscire a intervenire per dare maggiore cultura ai nostri ragazzi. Perché per i nostri ragazzi che dobbiamo lottare, noi dobbiamo fare un futuro, dobbiamo avere un futuro, dobbiamo dare un futuro ai nostri ragazzi. Ed è sempre quello che io ho cercato di perseguire. L'altro aspetto chiaramente è legato anche alla dispersione scolastica, quindi diminuzione di acculturamento, dispersione scolastica, dimensionamento. Quando ha iniziato Renato Soru, io ricordo quali erano i principi su cui lui si dibatteva e i suoi assessori si dibattevano all'inizio, e cioè era quello di trovare la giusta proporzione tra istruzione e formazione, perché non è detto che tutti debbano per forza e necessariamente seguire un percorso scolastico, ma anche un percorso di formazione che però comunque li porti ad avere un miglioramento della propria condizione culturale e anche della propria condizione anche di lavoro. Però non siamo riusciti, stavamo arrivando forse a promulgazione di una legge, ma non siamo riusciti ad averla. Speriamo adesso di poterlo fare, ma lo potremo fare solo col vostro aiuto, con l'aiuto di questa splendida squadra che abbiamo di Progetto Sardegna, che ritorna, e io ne sono veramente orgoglioso, e grazie al nostro futuro presidente Renato Soru. E adesso chiude Monica Spanedda, che conosciamo molto bene, è funzionaria pubblica. Vai Monica. Grazie. Come funziona sta roba? Aiuto.
Grazie, buonasera a tutte e tutti. È con emozione che sono su questo palco stasera perché mi sembra di ripercorrere il flashback della mia esistenza. È stato citato più volte il progetto Sardegna e io in realtà ho accettato la prima candidatura proprio nel 2005 con progetto Sardegna. Ho avuto l'opportunità di essere eletta, sono stata presidente del consiglio comunale di questa città per 5 anni, mi sono ricandidata, nel frattempo eravamo confluiti nel Partito Democratico, sono stata eletta ancora una volta e ho avuto la possibilità di amministrare questa città da assessora, politiche ambientali prima, poi una seconda candidatura dopo con Nicola Sanna, programmazione e cultura e politiche sociali. Tratto velocemente questo percorso professionale politico, diciamo così, per dire che ho avuto la possibilità di conoscere a fondo la realtà del nostro territorio, quindi non solo quella cittadina. La cosa che più mi ha colpito, è stato detto, Michele l'ha detto anche in precedenza, condiviso con Michele e con Massimo, siamo stati in consiglio comunale insieme, è il fatto che bisogna parlare e camminare fra la gente. Io ricordo sempre che quando abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta differenziata e abbiamo introdotto il porta a porta, io partecipavo alle assemblee condominiali per spiegare come il porta a porta dovesse essere fatto. Questo lo dico proprio perché è importante la partecipazione e la condivisione dei progetti. Io mi ritrovo oggi, nel 2024, di nuovo con progetto Sardegna, perché ho riconosciuto quelle caratteristiche della partecipazione, della volontà di condivisione. Non a caso Renato Soro ha giurato tutti i paesi della Sardegna, quasi, per portare avanti il proprio progetto, coinvolgendo, ascoltando, cercando di costruire quella coesione sociale che tanto è mancata ed è stato già detto bene prima di me. Noi abbiamo bisogno di credere tutti insieme e tutte insieme in un nuovo progetto, che è quello che il candidato presidente ci propone. Come ha detto qualcuno, sono le parole che avremmo voluto sentire dal candidato presidente. Io credo che tutti noi siamo qua oggi, e spero tanti altri fuori, per poter vincere le elezioni, ed è questo che noi auspichiamo, proprio perché abbiamo creduto e ci riconosciamo in questo progetto. Poi è stato declinato il tema ambientale, istruzione, sanità. Tutti sono questi temi. Io credo che chiunque di noi sarà eletto sarà un valido presidio per il territorio, per tutti i temi che caratterizzano il nostro territorio e che sono anche momento di grande fragilità. Il nostro territorio è fragile, lo sappiamo tutti, sanità, trasporti, istruzione. Noi lamentiamo come Nord Sardegna una situazione ancora più precaria e di questo ovviamente io credo che veramente tutti noi candidati sapremo essere dei validi baluardi per questo territorio, qualsiasi cosa succeda. Chiunque venga eletto io sono sicura che questo territorio lo difenderà. Ma non perché si voglia creare il campanile nel campanile, ma perché non ci possono essere due velocità in Sardegna. Dobbiamo essere solidali e andare avanti solo tutti quanti insieme. Solo così, secondo me, vinceremo la sfida. Non possiamo avere un'isola a 2-3 velocità, problemi con le zone interne. La coesione sociale è necessaria. Il tema è la sostenibilità economica, politica, sociale, ambientale. Sono tutti aspetti che trovano sintesi in un unico progetto, che è quello che noi ci impegniamo ad attuare. E confidiamo nel fatto che tutti voi ci aiutiate in questo sforzo. Non è solo, ovviamente io spero che votiate me, questo è evidente visto che sono candidata, però io credo che sia proprio importante dare valore a questo progetto e a tutta la coalizione. Sono 5 liste, tutti sono impegnati con noi in questa sfida. Tutti noi, votate chi volete, votate il candidato presidente, votate le nostre liste e votate poi il candidato nel quale più vi riconoscete. Io con questo appello chiudo soltanto ringraziando di nuovo Renato Soro, perché è soltanto grazie a lui che ho riscoperto la passione politica che vi devo dire negli ultimi anni era assopita, perché non avendo più rinnovato la tessera del Partito Democratico, oggi mi viene a dire che ho fatto anche bene, avevo perso interesse e invece credo che comunque penso di avere l'esperienza, la competenza e la passione per avere ancora qualcosa da dare a quest'isola, a questo territorio. Quindi col motto siamo tutte candidate e candidati, cerchiamo di vincere le elezioni.
Grazie a tutte e a tutti i candidati e adesso, dopo tanti ringraziamenti, special guest Renato Soru. Grazie molto. Grazie molte a tutti e a tutte. Grazie molte a tutte e tutti che siete qui stasera e a tutti loro e a tutte loro che si sono candidate e che hanno deciso di fare insieme a me e a tanti altri, 60 persone in Sardegna in questo momento, questo percorso, cercando di rappresentare al meglio i vostri interessi, le vostre aspirazioni, le vostre speranze per questa regione a cui tutti noi vogliamo molto bene. È la prima volta che facciamo la presentazione di questo movimento, un movimento civico, come vedete. Siamo tutte persone che hanno lavorato nella loro vita, che si sono impegnate, hanno fatto tante altre cose. Qualcuno di noi, me compreso, ha avuto delle esperienze politiche, ma in questo momento non stiamo rinnovando nessuna carica. Chi ha avuto esperienza politica ha avuto altri percorsi nella vita negli ultimi anni e oggi è qui perché è stato richiamato dall'interesse, dalla passione di iniziare un periodo nuovo. Presentiamo questo movimento, Progetto Sardegna. È stato detto, ma come mai questo nome? Poiché è la prima volta che lo presentiamo, dopo tanto tempo, vale la pena di spendere due parole. Progetto Sardegna fu un movimento spontaneo che nacque quasi per caso nel 2003 per accompagnare la mia candidatura alla presidenza della regione nel 2004. Questo nome venne un pochino per caso, proprio nell'idea che la Sardegna aveva bisogno di una visione complessiva, di uno sguardo che fosse capace di cogliere tutti i diversi aspetti, che avesse la pazienza di ascoltare tanto, di cercare di rappresentare tanto e poi riassumerlo in un progetto complessivo. Chi si occupa di progettazione sa che magari prima si fa uno sguardo dall'alto, un progetto di massima, poi si cerca di dettagliarlo sempre meglio e poi sempre più in profondità. Un progetto così generale è capace di accogliere altri progetti più particolari, il progetto dell'impianto elettrico, degli impianti di aria condizionata, degli impianti idrici, cioè tanti sempre livelli di ulteriore approfondimento. È capace anche di accogliere lo sguardo innovativo, magari di un artigiano, di una persona che arriva lì e ti fa notare un dettaglio dimenticato o un dettaglio nuovo capace di arricchire ancora la messa in opera, l'esecuzione, la realizzazione di un certo progetto. Questa idea del progetto, di un progetto che inizia, ma che quasi non ha mai fine, che si stratifica, che si dettaglia sempre più, che si approfondisce, che si arricchisce dell'esperienza di tutti. Mi sembrava una bella idea, per un buono spunto per un movimento che davvero aveva in mente di far cogliere, di cercare di far cogliere alla regione dell'epoca, nel 2000, la modernità di quello che stava accadendo, l'informatica, il web, le reti di telecomunicazioni, l'information technology, come si diceva. Poi venne fuori che Progetto Sardegna fu anche il nome di un progetto nato fuori dalla Sardegna, ma che grazie al lavoro attento e appassionato dei sardi ha debellato l'anemia mediterranea nel subito dopoguerra. Quindi un progetto di grande successo che ci ha fatto dimenticare
che per secoli la Sardegna si allontanava dalle coste, si allontanava dagli stagni, si allontanava dal pericolo della malaria e pur sottraendosi e pur con tutte le prudenze in realtà era una piaga che ha interessato la nostra regione davvero per tantissimo tempo. Un progetto quindi andato a buon fine e speravo anche che quel progetto lì sarebbe potuto andare a buon fine. Come simbolo avevamo messo una pianta riconoscibilissima, noi la pianta della reggia nuragica di Barumini. D'altronde la pianta è il primo disegno, il primo schizzo che si fa quando si immagina un progetto. Si inizia a metterlo sulla pianta così, e poi magari lo si rende più in 3 dimensioni, si cerca di guardarne la prospettiva, i volumi, eccetera, ma la pianta è proprio l'inizio di un'idea. Quel movimento lì ebbe un importantissimo successo, in un momento in cui i partiti politici erano ancora parecchio importanti, e nel momento dalla nostra parte dell'esperienza dell'Ulivo di Romano Prodi, nel momento del dialogo sempre più approfondito e sempre di maggior vicinanza tra le grandi 2 famiglie politiche del dopoguerra in Italia. Ebbe grande successo alle elezioni, prese una percentuale non lontana dal 10% da sola, elesse parecchi consiglieri ed ebbe successo. Avemmo successo insieme perché anch'io fui eletto. All'epoca era pieno la politica italiana era piena un po' di partiti personali, c'era il partito di Di Pietro, il partito di Berlusconi, il partito di Tizio, e in Sardegna, la Sardegna non era da meno. E io tutto volevo tranne che essere così portatore di un partito personale quasi, e di un'idea di fare la politica assolutamente solo in prima persona, addirittura con un partito di cui disporre. Poi per questo quando venne l'idea che le 2 grandi famiglie politiche, sotto la spinta di Romano Prodi da una parte, la spinta di Veltroni, la spinta di alcuni e molti intellettuali, molta opinione pubblica soprattutto. Fu un'esperienza più di popolo che di dirigenza, il desiderio di mettere assieme quelle famiglie e di avere far nascere una storia politica nuova che potesse contrastare in maniera forte e moderna lo strapotere anche mediatico, affabulatorio, strapotere di consenso del centrodestra dell'epoca. Per questo volentieri con questo nostro movimento civico che era Progetto Sardegna partecipammo alla nascita del PD. Portammo la nostra storia e io con loro, portiamo tutti la nostra storia civica dentro un nuovo grande partito, pensando anche che la nostra esperienza potesse servire in qualche modo a farlo nascere un po' più giovane, un po' più fresco, un po' più aperto all'esterno e a idee e contributi nuovi. Fui molto criticato all'epoca, però ero molto convinto di quello che facevo. Ero convinto che non fosse il tempo dei personalismi e che potevamo essere una parte importante e in Sardegna proprio importantissima di una storia nuova. E se i partiti non ci piacevano, potevamo cercare di cambiarli di dentro, perché i partiti alla fine sono lo strumento a cui la Costituzione assegna il compito della partecipazione democratica, di organizzarla, di selezione della classe dirigente, di essere l'ossatura della nostra Repubblica.
E quindi senza troppi ripensamenti decidemmo di entrare in un percorso più vasto di quello nostro, di un movimento civico che pure aveva avuto dei risultati. Io ho creduto nei partiti, ho creduto nel PD, non solo ho creduto, ne ho avuto un enorme rispetto. Pensavo che solo dentro i partiti storici si potesse fare politica e che il nostro compito poteva essere solo quello di alimentare una storia vecchia e di aiutare a rinnovarla, rialimentare il fuoco, insomma, di una storia vecchia. In Sardegna, soprattutto, pensavamo che saremmo riusciti a cambiare le cose. Io persino ho provato a fare il segretario proprio per cercare di guidarlo, quel rinnovamento, quell'impegno a riavvicinare la politica alla partecipazione diffusa, ai semplici cittadini che stavano iniziando a allontanarsene e così via. Insomma, per farla breve, non ha funzionato. I partiti si sono ulteriormente cristallizzati, ulteriormente pietrificati quasi. Si sono chiusi a riccio, sono diventati sempre di più una nomenclatura che mira solamente a rinsaldarsi, a proteggersi dall'esterno, ad autoriconoscersi e ad autoalimentarsi. E gli elettori sempre più distanti, qualche volta distratti, qualche volta piuttosto arrabbiati e qualche volta veramente assenti ormai alla vicenda politica. Probabilmente se rischiamo che la maggioranza dei sardi aventi diritto non vadano a votare. E quindi una democrazia, anche sarda, che si regge su che cosa? Sulla partecipazione di meno della metà di tutti noi. Una democrazia quindi debole, una democrazia forse che non rappresenta più davvero i cittadini e le cittadine. Una democrazia distante, che non comprende, che non sarà compresa. Io che pure ero distante ormai diversi anni dalla politica, ma dalla politica attiva, diciamo, dalla partecipazione a congressi o cose di questo genere, ma che non ho smesso di guardare la Sardegna, i suoi problemi, il suo malessere e anche le opportunità che comunque arrivano e che possono essere colte in virtù di un mondo che cambia. Io che non ho smesso di guardare la Sardegna ho bussato umilmente, diciamo, con molta pacatezza nuovamente alla porta della politica in Sardegna. L'ho fatto in primavera, l'ho fatto in qualche mese dove mi è capitato, essendo stato invitato, di partecipare a qualche dibattito pubblico e sottolineavo l'assenza della discussione, l'assenza di un confronto con i cittadini, l'assenza di un confronto anche tra dirigenti politici. Sottolineavo che stavamo uscendo da 5 anni di destra, di malgoverno totale, di una sanità, insomma di tutto quello che conoscete. E ormai stavamo anche entrando in una stagione, in una fiammata nuova, speriamo che sia una fiammata come quella di Salvini, come quella di Grillo, una nuova fiammata, quella di Giorgia Meloni, che comunque si presenta qualche volta addirittura inquietante nei modi, nei termini, nelle simbologie. Davanti a tutto questo, appunto, eravamo zitti, non avevamo nulla da dire. Quello che produceva la politica era semplicemente il confronto tra gli addetti ai lavori, approfondimenti per capire dove fosse meglio candidarsi invece che da una parte invece che dall'altra, con un partito invece che dall'altro, come stare attenti a mantenere gli equilibri, non disturbarli, insomma, magari cavalcare lo scontento e cambiare una
una classe di dirigenti politici con un'altra. Cambiare una classe dirigente con un'altra. Per fare cosa poi non si capiva. Per fare come, con quale idea di futuro, ancora meno, non una parola. Ho iniziato timidamente a dare il mio punto di vista, provare appunto ad animare il dibattito, e quando questo proprio non accadeva e non si riusciva a trovare attenzione, quasi per caso mi è capitato di fare un primo incontro pubblico ad Alghero, in un pomeriggio di molto sole, ancora in agosto, e sorprendentemente affollato. Fortunatamente c'era una zona d'ombra che quindi invitava anche a trattenersi. Con molti dubbi abbiamo fatto, forse una settimana dopo, un incontro ad Olbia, un territorio che per me è stato sempre molto difficile. E abbiamo visto che c'era tanta voglia invece di partecipare, di discutere, di curiosare, di andare a vedere. E il terzo incontro l'abbiamo fatto grazie anche a Marilene, a tante persone, amiche, amici che sono qui, l'abbiamo fatto in piazza Santa Caterina, qui a Sassari. Bello, in piazza, in uno spazio pubblico dove la gente poteva avvicinarsi, curiosare, andare. Ma in tanti sono rimasti seduti nelle sedie, nei gradini della chiesa, in piedi. E hanno partecipato ad una discussione, hanno posto domande, sono stati a sentire. E piano piano quindi abbiamo preso coraggio e abbiamo iniziato a percorrere una strada che non sapevamo dove esattamente ci avrebbe portato, ma sapevamo che la volevamo percorrere, che non volevamo stare fermi, che non volevamo chiuderci in casa, che non volevamo rassegnarci alla sfiducia o al disincanto. Ho iniziato a dire al Partito Democratico, al fronte del centro-sinistra, che sarebbe stato utile anche allargarlo ulteriormente questo dibattito e iniziare a pensare alle elezioni primarie, che altro non sono che un modo per allargare la discussione, far andare in giro nelle piazze, nelle sale di tutta la Sardegna diverse persone, ognuno a presentare una sua idea, dei suoi interessi, dei suoi temi, un suo progetto, presentarlo, far allargare la discussione, interessare gente, mobilitare la società, tanta gente, diverse persone in giro per la Sardegna. Avrebbero potuto davvero mobilitare la nostra gente e permettergli di dare un contributo, una sollecitazione in più, un'idea, una segnalazione, una sottolineatura, arricchire il pensiero di tutti quanti e tutti quanti alla fine poter partecipare ad una scelta, prenderci tutti assieme la responsabilità di una scelta, di quale sarebbe potuto essere il progetto, la sintesi di progetto migliore per il nostro futuro, per la nostra Sardegna, e chi l'avrebbe potuto rappresentare degnamente, garantendo di poterlo proprio rappresentare quel progetto lì e garantendo di poterlo difendere, di volerlo difendere in futuro. Una scelta consegnata alla responsabilità di tutti. Sorprendentemente è stato detto, il Partito Democratico, che avrebbe dovuto avere la responsabilità maggiore, per storia ha la responsabilità maggiore dell'area del centro-sinistra in Italia e in Sardegna. Ha fatto finta. Ha messo attorno a un tavolo 20 sigle, le più inesistenti, sorprendenti, comunque di persone o di sigle che mai avevano partecipato a una competizione elettorale, sigle che certamente non erano rappresentative della società sarda, ma servivano così per fare un mischione e per dire no, è la politica che decide, la politica si prende la responsabilità.
quasi che la politica sia necessariamente un tavolo in una stanza chiusa e con poche persone, e non sia invece la discussione, il dibattito pubblico, il confronto. Anche quella è politica, anzi forse solo quella, soprattutto quello è la politica. Abbiamo continuato a fare il nostro percorso, anche il piacere di approfondire con tanta gente temi diversi, la sanità, l'ambiente, la scuola, i temi dello spettacolo, i temi dei paesi sempre più vuoti, del lavoro che manca, della transizione energetica, i temi di oggi di cui la politica dovrà farsi carico. Abbiamo continuato il nostro viaggio pensando che alla fine si sarebbe aperta questo spazio dentro il Partito Democratico, dentro il centro-sinistra sardo. Ma in realtà era, come mi era stato detto e come non avevo voluto credere, era già stato tutto deciso. Era stato deciso, una regione a te, una regione a me, un'altra regione a te, un'altra regione a me, a voi vi tocca il Piemonte e a noi ci tocca la Sardegna. Un patto scellerato e nemmeno mantenuto, visto che in Piemonte stanno ancora litigando e che i 5 Stelle dicono a noi ci tocca la Sardegna e ci tocca persino il Piemonte, anzi in Piemonte non c'è nulla che abbiamo da dare. Comunque delle candidature, e qui finisco perché è veramente più fastidioso per me parlarne che per loro che hanno portato avanti questa idea. Candidature fatte sulla base di equilibri nazionali, sulla base di interessi nazionali, sulla base per uno il progetto che comunque più abbiamo visibilità, più si parla di noi e più magari il nostro partito prende voti alle europee e quindi più facilmente io sarò il leader o la leader del campo della sinistra o del centro-sinistra in futuro. Per qualcun altro serviva appunto per cercare di assicurarsi equilibri che altrimenti non avrebbe potuto cogliere. Questa è stata la decisione per la Sardegna. Un centrosinistra che si è ritirato, che ha deciso di smettere di esistere e che ha preferito indossare la maglia dei 5 Stelle e dare la candidatura ad una persona, una donna, che ha preferito non confrontarsi pubblicamente, non affidare la scelta a tutti voi e a tutti i simpatizzanti di quest'area. I 5 Stelle che hanno avuto un momento di grande successo elettorale e quando l'hanno avuto hanno corso incontro alla destra, a Salvini e a un governo e hanno permesso un governo di vera destra in Italia. Dopo il centrodestra hanno permesso un governo di vera destra in Italia, con Salvini ministro dell'interno, le politiche sull'immigrazione, le politiche sulla sicurezza, le politiche su tutto quello che sono i temi tipici della destra. Con la stessa coerenza con cui hanno prima chiesto il voto, poi sono andati a governare con la destra, subito dopo sono andati a governare con la sinistra, purché si governi. E poi hanno governato anche con Draghi e poi Draghi l'hanno lasciato perché non erano d'accordo sull'inceneritore di Roma, pensate un po'. E nel frattempo tutte le politiche possibili, tutte le accuse, gli insulti possibili, le accuse di qualunque cosa, il giustizialismo, il massimalismo, Di Maio che si affaccia al balcone per dire che hanno eliminato la povertà, qualunque cosa. Fuori dalla lira, fuori dall'euro, fuori dall'Europa e poi Conte invece è il miglior negoziatore europeo, il più grande leader che si sia presentato in Europa, l'Italia è l'orgoglio dell'Europa e poi di nuovo qualche settimana fa fuori dal sistema, dal meccanismo europeo di stabilità, cioè
il meccanismo di coesione, di solidarietà, di coesione soprattutto tra i diversi paesi dell'area euro per mettere in sicurezza i mercati finanziari, che significa mettere in sicurezza il debito pubblico italiano, mettere in sicurezza i tassi di interesse, mettere in sicurezza i mutui delle famiglie e delle imprese. No? Sembra che parliamo di cose così lontane e invece se il mutuo passa da 600, 800 a 900 euro al mese in poco tempo è esattamente da quei meccanismi lì, per i quali i 5 Stelle, ad esempio, hanno votato insieme alla destra per isolare l'Italia dal sistema euro e isolare di nuovo l'Italia in Europa. Noi abbiamo deciso la Sardegna di darla a tutta questa incoerenza, a tutta questa ambiguità delle scelte, ambiguità delle politiche, ambiguità di tutto. E per questo abbiamo deciso di proseguirla questa strada e abbiamo deciso che effettivamente a volte quando si chiude una porta si aprono scenari molto migliori. E questa porta chiusa al dibattito, chiusa a nuove esperienze, chiusa al confronto, ci ha permesso di dire che forse quel tempo è finito, che quei partiti così centralisti, diversi da quelli del passato avevano maggior rispetto dell'autonomia dei partiti regionali, dei partiti nei territori, avevano un processo democratico vero, a volte si terminava la discussione anche in organismi non grandissimi, ma alla fine era solo la fine, la punta di un iceberg che riguardava delle discussioni infinite in tanti sedi, luoghi, organismi, tutte cose che oggi non esistono più. È rimasta solo la volontà di decidere in pochi, senza nulla dietro di loro o sotto di loro. Si apriva una nuova porta. L'idea che anche la Sardegna forse dovesse maturare un percorso, un'esperienza che altre regioni hanno maturato prima di noi, la Valle d'Aosta, il Trentino, il Sud Tirolo, no? La Catalunya o Paesi Baschi, o la Germania, la Baviera in Germania, cioè partiti regionali che hanno un orizzonte regionale, che hanno testa, cuore, gambe nel loro territorio e che mettono al centro la crescita, il benessere, lo sviluppo del loro territorio. E non lo mettono sul mercato di altri interessi, di altri equilibri o di altre convenienze. Non c'è da fare mercato del futuro, del presente e del futuro della nostra regione. È indisponibile. È lì per essere servito, non per essere venduto o scambiato con qualcos'altro. È per questo che abbiamo deciso di proseguire questo percorso con questo movimento e infatti non lo chiamo lista. Oggi non stiamo presentando una lista, stiamo presentando per la prima volta la nascita di un nuovo partito in Sardegna e infatti dai prossimi giorni inizieremo a raccogliere le tessere. Chi vorrà potrà iscriversi a questa associazione nuova che si è costituita da poco con l'idea di partecipare alla crescita politica della Sardegna. Un'associazione che diventerà un partito con la partecipazione di tutti quanti lo desidereranno e avranno la voglia insomma, di partecipare. È un partito che avrà appunto come suo orizzonte gli interessi della Sardegna, solo questi. La Sardegna di oggi è altrettanto immaginare e realizzare pezzo per pezzo la Sardegna del futuro, perché non è una condanna che abbiamo per sempre, quella di essere in ritardo di sviluppo, di stare nel cosiddetto obiettivo 1, lontana dalla regione di Europa per quanto riguarda reddito, istruzione, infrastrutture, velocità dei mezzi del nostro trasporto pubblico locale, lavoro buono, stabile, politiche attive del lavoro, capacità di stimolare la creatività, la cultura.
anche la partecipazione democratica alla nostra vita politica. Non è una condanna e quindi può essere modificato, può essere cambiato. E credo che con una partecipazione nuova, con una volontà nuova, una passione nuova e soprattutto uno spazio libero, aperto, questo desiderio possa essere colto. Quindi una storia per il 25 di febbraio, ma una storia anche per le prossime elezioni comunali qui a Sassari, per le prossime elezioni comunali a Cagliari tra qualche mese e per quello che verrà. Passo dopo passo, con l'idea precisa di costruire un partito maggioritario con tutti quelli che vorranno, che sia in Sardegna capace appunto di rappresentare la maggioranza dei sardi, senza che non ammiccamenti a destra, perché non c'è più il centrodestra, c'è la destra, e senza ammiccamenti al populismo, al giustizialismo, al massimalismo, alle ambiguità, ai cambiamenti di scenario dei 5 Stelle. Dentro questo spazio c'è la possibilità di costruire una rappresentanza maggioritaria che sia capace di non mettere più in scena lo spettacolo indecoroso di questi mesi in cui senza nessuna vergogna si diceva no ma decideranno a Roma, no ma adesso la settimana prossima cenano a Roma, no però questa settimana hanno solo fatto colazione ma la settimana prossima si vedono e poi la settimana prossima ancora, cioè per mesi così. Senza nessun ritegno. Credo che non ce lo meritiamo, che abbiamo una storia anche più dignitosa, qualche volta persino esaltante, di cui essere orgogliosi e non ci meritiamo gli stracci della vicenda politica di questi ultimi mesi. Per quanto riguarda il primo appuntamento del 25 aprile, però il 25 aprile è una bella data. Il 25 aprile è una bella data. Per quanto riguarda l'appuntamento del 25 febbraio, noi siamo qui non per testimoniare, siamo qui per vincere. Lo dico con molta tranquillità, non è una sparata. Siamo qui per vincere perché guardate che liste che abbiamo, guardate che lista che abbiamo messo insieme qui a Sassari, che storie, esperienze, storie di adulti e adulte che hanno fatto ricerca, hanno fatto attività professionali, hanno lavorato con diverse esperienze possibili, fino alla ragazza più giovane, ma è anche già ricca di esperienze, di approfondimenti di studi e di lavoro concreto ogni giorno nella azienda di famiglia. Quindi una lista importante che è simile ad altre liste con cui ci siamo presentati nelle 8 circoscrizioni. Per questo pensiamo che si possa vincere e pensiamo che si possa vincere anche perché lo scontento da entrambi i lati è vasto e anche l'autorevolezza è abbastanza scaduta. Oggi è venuto Salvini a Cagliari, è venuto a dire che ci sono 10 miliardi di euro strani, nuovi, nessuno sa da dove vengano, che sono a disposizione, addirittura ha detto del Fondo Sviluppo e Coesione, fondi dello Stato, 10 miliardi di euro per le nostre infrastrutture, che avrebbe speso metà in strade e metà in ferrovie. Naturalmente sono euro falsi, sono euro che non esistono, euro bislacchi, però servono per fare un bel titolo con un numero rotondo.
È venuto qui senza nessuna credibilità, la stessa credibilità appunto che ha lasciato quando qualche anno fa, vi ricordate, quando versavano il latte nelle strade, c'era proprio una ribellione, quasi una sommossa del mondo delle campagne contro un prezzo del latte 50 centesimi, meno di un terzo di quello di oggi. Salvini, ministro degli interni del governo Conte, venne in Sardegna, si chiuse in una stanza, convocò un po' di gente, dice da qui non usciamo finché il prezzo del latte non sale a €1. Poi in realtà le ore passavano, era anche tempo di andarsene e se n'è andato via e il prezzo del latte è rimasto dove era ed è rimasto lì per lungo tempo. Ha detto che sarebbe tornato dopo una settimana ma non tornò e i pastori sardi, gli allevatori sardi hanno capito e hanno imparato ad apprezzare le parole di Salvini. Salvini viene qui proprio 2 giorni dopo che il disegno di legge del ministro Calderoli, di un suo collega di partito, sulla autonomia differenziata è stato approvato in Senato per poi passare all'approvazione alla Camera. Se l'approvazione alla Camera dovesse passare, andrebbe in porto in maniera piuttosto zoppa quella che è sempre stata la speranza della Lega, tagliare l'Italia in 2, dividerla in 2. Prima lo chiamava secessione della Padania e non ha funzionato. Poi l'ha chiamato federalismo fiscale e non ha funzionato, ancora oggi. E ora lo chiama con un nome più accattivante che sembra poter interessare tutti e ingannare tutti, ed è l'autonomia differenziata, e cioè tutti un pochino più autonomi. Tutti un pochino più autonomi, ma soprattutto molto più autonomi le regioni ricche del nord, con i loro soldi e fuori da ogni vincolo di solidarietà con le regioni che sono in ritardo di sviluppo e che sono comunque un pezzo importante dell'Italia e un mercato importante per le stesse regioni del nord, le quali senza quel mercato non sarebbero mai cresciute, nemmeno senza quella manodopera che si è dovuta trasferire dal sud verso il nord e che ha arricchito nel passato le città del nord. Oggi finalmente con questa parola più accattivante dell'autonomia differenziata, quella idea di spaccare l'Italia in 2, prima economicamente, ognuno si prende i suoi soldi, se li trattiene, e della solidarietà nazionale ne parliamo in un altro momento, e poi gradualmente politicamente, che se i poteri gradualmente si trasferiscono verso le regioni del nord ci sarà anche una Italia totalmente diversa, un'Italia a più sfaccettature, forme diverse, un puzzle poi effettivamente difficilmente ricomponibile. Ora qualcuno dice ma no, forse è un trucco. Delle due l'una, potrebbe essere un trucco, e cioè anche questo l'ennesimo inganno per i loro elettori nel momento in cui stanno perdendo voti al sud e li vogliono riacchiappare al nord e dire ecco vedete abbiamo conquistato finalmente quello che abbiamo sempre cercato. Ma potrebbe essere un inganno perché effettivamente la legge è ancora molto vaga, è vuota delle parti più importanti, i cosiddetti livelli essenziali di prestazione che devono essere, diciamo, i punti chiave, il meccanismo con il quale garantire i servizi per tutti nelle diverse regioni. Manca la valorizzazione di questi livelli essenziali, la valorizzazione economica di questi livelli essenziali delle prestazioni, e manca anche la quantificazione, il finanziamento eventuale di questi LEP, come vengono chiamati. E manca, non c'è una parola, non c'è un euro per il cosiddetto fondo di solidarietà, che comunque dovrebbe rimanere, almeno che non si voglia bruciare la Costituzione e dire che la solidarietà, così scolpita nell'articolo 2 della Carta, non esiste. Quindi potrebbe essere un bluff elettorale, ma potrebbe anche essere no. Potrebbe anche essere che gli altri provvedimenti sono pronti o saranno prontissimi a breve, in uno scambio scellerato tra
Salvini e Giorgia Meloni. Salvini vuole la secessione, Giorgia Meloni vuole il presidenzialismo e ognuno si porta via un pezzo di Costituzione ed è lo scambio, il patto che potrebbe funzionare tra di loro. Quindi viviamo anche tempi abbastanza inquietanti, o tempi in cui la Regione Sardegna deve guardare con occhio attento, deve vigilare, difendere la sua autonomia, che non è una richiesta dell'ultima ora, è un pezzo della nascita della Costituzione. A gennaio è nata la Costituzione, a febbraio è nata l'autonomia della Sardegna e sono nate insieme. Sono un pezzo della storia repubblicana comune. È antica ormai questa nostra autonomia, va aggiornata, va rinforzata, va chiarita in tanti aspetti che ci stanno a cuore. Lo sapete meglio di me, dalla gestione delle energie rinnovabili, quindi della produzione di energia elettrica, responsabilità nei trasporti, nei traghetti, negli aerei, responsabilità nella gestione dei beni culturali, ad esempio, o nei diversi temi che rappresentano un freno allo sviluppo della nostra regione. In un momento in cui abbiamo bisogno di maggiori responsabilità, può succedere esattamente il contrario. Può succedere che le responsabilità andranno a favore di chi se lo potrà permettere e non ci sarà nessuna responsabilità per chi magari ha ancora bisogno di essere aiutato. E per cui noi, come le altre regioni a statuto speciale, come la Sicilia, ci troveremo a essere speciali al contrario, speciali al rovescio proprio, esattamente meno speciali, con meno competenze, con meno poteri. Non solo, per modificare le nostre competenze, essendo il nostro un statuto di rango costituzionale, avremo bisogno di una procedura lunga e difficilissima da portare a compimento, come la modifica della Costituzione. Per gli altri, per modificare le autonomie delle regioni del nord, basterà una legge approvata, una legge ordinaria approvata a maggioranza nei due rami del Parlamento. Quindi molto più facile, più semplice, e quindi ci ritroveremo, come ho già detto, in una specialità al contrario. Che cosa vorrà dire specialità al contrario per noi? Lo iniziamo a vedere già in questi giorni. Lo vediamo ogni giorno che cosa pensa della nostra specialità Giorgia Meloni. Nel giro di un anno ha cancellato le zone economiche speciali in Sardegna, la gestione delle zone economiche speciali, e cioè delle zone a fiscalità di vantaggio che dopo tanti anni si erano finalmente aperte in Sardegna e che sono state portate centralizzate, portate a Roma. Questo vale per la Sardegna, ma per tutte le regioni del Mezzogiorno. A Roma si decide meglio che nelle singole regioni. A Roma stanno portando la responsabilità della gestione dei fondi per le nostre infrastrutture, per lo sviluppo e coesione, e cioè lo sanno meglio loro quali sono le strade che ci servono, gli svincoli, i ponti che ci servono, le infrastrutture che ci servono, lo sanno loro, non lo sappiamo noi. Vogliono accentrare ancora di più a Roma, ad esempio, la gestione dei parchi naturali, quello dell'Asinara, della Maddalena. Tutti voi, credo, forse conoscete il Parco dell'Asinara, è da 20 anni che è gestito dal Ministero dell'Ambiente, quel parco nazionale. È ancora bloccato, fermo, in 20 anni non sono riusciti ad approvare il piano di gestione, il piano della comunità del parco. Ed è lì un'opportunità di crescita, di sviluppo, di cambiamento per il golfo dell'Asinara, tuttora perso. Alla Maddalena non ne parliamo, è persino peggio. Quindi la loro idea per le regioni a statuto speciale, per la regione autonoma della Sardegna, è quella di fare quello che vogliono, fare anche bottino, altro che portare i 10 miliardi. I soldi di cui parla Salvini non esistono, semplicemente i fondi per lo sviluppo e coesione se li sono portati via e stanno cercando di metterli a disposizione del ponte sullo stretto di Messina.
Il ponte sullo stretto di Messina, vale la pena di ricordarlo, non ha mai visto nemmeno un sacchetto di cemento, niente, però ha già speso miliardi di euro in progettazione, forse continuerà nello stesso percorso e forse non si realizzerà mai, lo credo anch'io, e però serve per parcheggiare anche lì dei soldi che non vogliono che siano più spesi né in Sardegna né al sud. Vogliono semplicemente che non siano spesi, che questa secessione, questa separazione economica avvenga da subito. E se non saranno spesi nel sud, vuol dire che non saranno tolti al nord. Questa è la loro idea di autonomia differenziata. E allora ci sarà da discutere col governo sulla nostra autonomia, sul rafforzamento dei nostri poteri, sulla difesa del Fondo di Sviluppo e Coesione, su chi deve decidere sulle nostre infrastrutture, anche sulle nostre zone economiche speciali e anche finalmente sul nostro territorio, sul nostro ambiente, compreso quello dell'Asinara. E ci sarà da decidere che cosa vogliamo fare del nostro paesaggio, delle nostre aree rurali, del nostro mare, se metterlo a disposizione del più grande assalto barbarico che la Sardegna abbia visto in questa storia di molti di secoli o millenni, e cioè quello di questi avventurieri che vengono in Sardegna e che ci hanno scaricato 700 domande per parchi eolici o fotovoltaici, per un totale di circa, ormai abbiamo superato i 60 gigawatt di potenza, che è un po' di più di tutto quello che si deve fare per l'Italia entro il 2030. In Sardegna vorrebbero fare più di quello, hanno presentato domande per una quantità maggiore di quella che è la quantità che l'Europa richiede all'Italia in materia di energia rinnovabile entro il 2030. E allora oggi andiamo alle elezioni. La destra, non lo voglio chiamare centrodestra, lo chiamo la destra, che ha una storia, quella di Azione Giovani, e poi di Fratelli d'Italia, candida Truzzu, Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari. Paolo Truzzu dovrà essere eventualmente il rappresentante dei sardi quando sarà chiamato a Roma o vorrà andare a Roma per discutere appunto dei poteri per la Sardegna e come contrastare il progetto di Calderoli. Paolo Truzzo dovrebbe andare a Roma e difendere il nostro diritto a gestire i fondi per lo sviluppo e coesione, che comunque fanno parte di patti europei. Paolo Truzzo dovrebbe andare a Roma a difendere, per esempio, con il suo assessore all'agricoltura, l'attuazione in Sardegna della nuova PAC, la politica agricola comunitaria, che sta dicendo che in Sardegna di aree seminative non ne abbiamo, sono pochissime, o nemmeno pascoli abbiamo, perché i nostri pascoli non sembrano pascoli, sembrano colline brulle con cespugli, con alberi di tanto in tanto, ma sono i pascoli del nostro paesaggio rurale, sono i pascoli della qualità ambientale, del benessere dei nostri animali, e però non sono riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura italiana, che attua la nuova PAC, che pure dovrebbe avere un atteggiamento più verde, più green, dicono loro, un atteggiamento più verde che proprio dovrebbe premiare il nostro tipo di agricoltura invece di quella massiva, intensiva del nord Europa e anche delle regioni italiane del nord. Cercano di stravolgerla, non a nostro vantaggio, ma totalmente al nostro svantaggio. Il Ministero dell'Agricoltura, dove mi pare che ci sia il cognato di Giorgia Meloni, ha deciso per esempio che la nuova politica agricola comunitaria si possa applicare dando un premio per il benessere animale. Di quali animali? Delle mucche che producono il latte vaccino, ben premiate, quindi anche perché devono ridurre le quantità, eccetera. Indovinate qual è il premio per il benessere del settore ovino-caprino, quindi delle nostre pecore, quindi del latte ovino? È zero.
Si sono dimenticati che esistono comunque 3 milioni di pecore in Italia. Hanno ben ricordato e hanno usato questi fondi per proteggere quell'agricoltura lì a totale svantaggio di quella sarda. Quando ci sarà da discutere questo, andrà Truzzo a Roma, eventualmente. E andrà Truzzo a Roma quando ci sarà da discutere col ministro Crosetto, ad esempio, se effettivamente vogliamo andare avanti con la nostra richiesta di diminuire le basi militari in Sardegna, diminuire l'attività dei poligoni. Diminuire l'attività dei poligoni. Crosetto come la pensa l'ha già detto, l'ha detto a Cagliari in occasione del 4 novembre. In Sardegna non dobbiamo diminuire le basi militari, anzi, ha detto, non le dobbiamo diminuire, anzi. E poi un mese dopo ha iniziato a dire: il deposito delle scorie nucleari, per il quale finalmente si dovrà decidere, visto che ormai hanno visto di tutto, di più, analizzato, individuato i paesi, anche i paesi della Sardegna, i paesi in altre regioni, ma in Sardegna ce n'è una presenza enorme, hanno detto: ma sapete che c'è? Forse è una buona idea metterle dentro le basi militari. E se fosse davvero una buona idea metterli dentro le basi militari, qual è la regione con più probabilità di essere candidata? La regione dove ci sono più basi militari, e siamo noi, ancora una volta. E davanti a un'idea così scellerata, eventualmente manderemo il presidente Paolo Truzzo a Roma. Lo manderemo a discutere, io credo con poche speranze, perché più che rappresentare il popolo della Sardegna, che non l'ha scelto, perché quella candidatura è stata imposta da Roma, più che rappresentare i sardi, andrà a rappresentare Giorgia Meloni stesso, andrà a rappresentare il suo partito, andrà a rappresentare gli interessi generali del suo partito e dei leader di quel partito. Lui sarà solamente al servizio di quella storia, al servizio di quelle necessità, non al servizio della Sardegna. Lui sarà come un viceré, ricordate i viceré spagnoli? I viceré spagnoli, poi i viceré piemontesi, mandati lì da chi governava a rappresentare non certo gli interessi di un popolo che in questa terra abitava, ma a rappresentare gli interessi del re lontano, che ogni tanto si faceva vedere per presentarsi alla folla acclamante, ma erano altri tempi. A quei tempi lì non ci vorremmo tornare. Quindi tutti assieme dobbiamo cercare di dire nelle prossime settimane, nelle prossime 4 settimane, concentrarci su questo. Ma fra 4 mesi, fra 5 mesi, quando dovremo discutere di queste cose, quando dovremo discutere dal cognato di Giorgia Meloni per rappresentare gli interessi del mondo agricolo e della Sardegna, quando dovremo rappresentare gli interessi della nostra fiscalità, gli interessi delle nostre infrastrutture, gli interessi della nostra qualità ambientale, gli interessi delle nostre responsabilità per tutto quello che ci serve per disegnarlo e realizzarlo finalmente il nostro futuro. Ti vuoi far rappresentare da un viceré o ti vuoi far rappresentare da qualcuno che è stato scelto dai sardi e che deve solamente rappresentare i sardi e solo ai sardi deve rispondere nel suo futuro? Questo è la scelta su cui sta di fronte la Sardegna fra un mese. Da una parte tornare ai viceré, perché questo ci hanno chiesto. Ci hanno chiesto che noi qui al massimo possiamo avere un viceré. Ci hanno chiesto di rinunciare alle nostre prerogative, come una volta rinunciamo al Parlamento della Sardegna, ai vecchi stamenti, per avere la fusione perfetta. E i nobili sardi con il capo chino, un po' ingobbiti, come sono rappresentati in un quadro di Marghironi a Cagliari. Marghinotti. Lo stesso della volta della sala Marghinotti, appunto qui nel Palazzo della Provincia.
che rappresenta i nobili sardi ingobbiti e col capo chino davanti al re, gli restituiscono il diritto alla nostra autonomia che veniva da secoli e a cui loro hanno voluto rinunciare. In Sardegna noi siamo lì, tornare a questo periodo che certamente fa felice qualcuno. Il viceré sta benissimo e anche gli amici del viceré e anche tutta l'area che sta col viceré, i loro cugini, i nipoti, si sistemano molto bene. Ma tutto il resto del paese, tutto il resto della nostra comunità non starà bene per tutto quello che ho detto. E non starà bene per le opportunità che perde, perché come è stato ricordato, non il governo di Giorgia Meloni, ma i fondi europei del PNRR, che sono soldi europei, i fondi europei delle politiche di coesione, i fondi strutturali europei, i POR, per le infrastrutture, per le politiche sociali, per le politiche dell'agricoltura e della pesca. E ancora i fondi governati, anche quelli da accordi europei dello sviluppo e coesione, e ancora i fondi europei per la transizione giusta, per il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Tutti questi disegnano una quantità di soldi mai visti per la Sardegna. E la Sardegna è obbligata a spenderli in direzioni che sono già individuate dalla programmazione europea. Li deve spendere, investire, promuovendo un'economia verde, quindi la transizione verde, promuovendo un'economia dell'istruzione, del sapere, della scuola, promuovendo un'economia delle tecnologie digitali, la transizione digitale, promuovendo un'economia basata su una mobilità pubblica, intelligente e sostenibile, un'economia della inclusione e della partecipazione democratica. Pensate un po', persino l'Europa si preoccupa per la riduzione degli spazi di democrazia nei nostri paesi. Quindi è uno scenario diverso da quello del passato, non è più un'economia della grande industria, dei grandi capitali, delle partecipazioni statali che arrivano sulla piana di Porto Torres o sulla piana di Ottana o del petrolchimico che arriva e spazza via le zone umidi di San Roque, non partecipazioni statali che sono un fuoco di paglia, in pochissimo tempo, quasi in mesi, se non pochissimi anni, arrivano quasi a 20.000 persone e poi scendono a 10, poi 5, e adesso sono sotto 1.000. E hanno lasciato che cosa di tutta quella storia? Hanno lasciato forse quello che resta della cosiddetta chimica verde, un progetto ampiamente presentato, applaudito, acclamato e che è rimasto fermo ai primi passi, mai portato avanti, è assolutamente non concluso e che non si sa come possa andare a finire. L'economia di oggi invece si basa su cose che stanno nelle nostre corde, le nostre risorse ambientali, la possibilità di investire sulle risorse ambientali, per esempio di trarre profitto dalla cattura del CO2 e quindi dalla produzione di aria pulita che gli altri paesi, le altre industrie che invece inquinano, che producono anidride carbonica, che mettono in atmosfera devono pagare. Noi possiamo produrre qualità ambientale, possiamo produrre bellezza, possiamo produrre un'economia legata appunto a attività e lavoro legati all'economia circolare, possiamo produrre tecnologie, possiamo produrre, come accade, innovazione, creatività, arte, possiamo produrre agricoltura, che la transizione verde vuol dire un'agricoltura di qualità legata ai territori, riconoscibile, prodotti locali, specificità e non più un'agricoltura di produzioni intensive che trasformano i prodotti agricoli in merci indistinte senza nessuna cura per la qualità, per l'uso di pesticidi, di chimiche di vario tipo e così via. Possiamo produrre, ho detto, tecnologie anche noi, e a Sassari c'è una bellissima esperienza, ci sono sempre più esperienze, c'è comunque, oggi sembra strano a dirlo, è forse quella legata al mondo digitale l'industria più grande della Sardegna, ci sono 15.000 persone che ci lavorano. Ed è un'industria buona, un'industria che può crescere e che continuerà a crescere.
E mi preme di dire che nella transizione digitale non c'è solo il lavoro per i nerd o per gli ingegneri o per gli informatici o per i super abili. Nella transizione digitale ci si va portando nel mondo digitale tutto il mondo precedente, il mondo della carta, e quindi ci sono da digitalizzare gli archivi, ci sono da digitalizzare tanti archivi della sanità, della pubblica amministrazione, della nostra scuola, della nostra storia, della nostra vita, per portarli proprio in un mondo più accessibile, che può essere più condiviso, più comunicato, più analizzato, che ci può raccontare cose che fino adesso non abbiamo individuato, non abbiamo capito grazie ai software nuovi. C'è un lavoro enorme per tutti in questa transizione digitale, per la quale l'Europa ci dice di investire almeno 1/3 dei soldi che ci dà. C'è lavoro per tutti, persino nella transizione digitale dei beni culturali, e cioè la digitalizzazione non più piatta degli archivi, ma tridimensionale di ogni oggetto dei nostri beni culturali. Andate a vedere a Cabras o a Cagliari, forse anche a Sassari, sono stati esposti agli punti la digitalizzazione dei giganti che sono stati restaurati qui a Sassari. Sono una meraviglia. In Sardegna abbiamo i magazzini pieni di beni culturali che devono essere rispolverati, restaurati, digitalizzati, esposti. E quindi c'è una grande quantità di lavoro lì. C'è una grande quantità di lavoro nel mondo digitale, nel mondo ambientale, nel mondo verde, nel mondo dell'agricoltura, nel mondo del turismo. C'è una grande quantità di competenze da riportare nel mercato del lavoro, di saperi antichi che hanno bisogno di essere aggiornati, di persone che sono fuori dal mondo del lavoro che devono essere riportate dentro, di persone oggi escluse che dobbiamo riportare all'interno della società e fuori dall'emarginazione. C'è un grande lavoro da fare per il miglioramento del sistema sanitario, per renderlo più accessibile, più vicino alla casa di chi ha bisogno di salute, non senza bisogno dei trasferimenti lontani e dei disagi che tutto questo comporta. Insomma, c'è da costruire davvero una Sardegna nuova, rivoluzionare il nostro rapporto con lo Stato, rivoluzionare la nostra burocrazia interna, la nostra macchina interna, mobilitare tutte le competenze e le esigenze dei sardi e metterci in linea con il percorso che il mondo più avanzato sta cercando di compiere in questo momento, il percorso che l'Europa vuole più avanzata cerca di compiere in questo momento, è il percorso per il quale l'Europa ci sta dando una quantità di fondi a disposizione mai vista. C'è da mobilitare veramente tutti noi, non solo sentirci tutti candidati, ma sentirci tutti mobilitati nella costruzione di una Sardegna nuova, a testa alta, che negozi i propri poteri e li utilizzi. Oppure possiamo scegliere un viceré, a piacere, a cui consegnare il futuro della Sardegna, consegnare la gestione e il governo del nostro territorio, del nostro ambiente, consegnare il governo delle nostre risorse, consegnare il governo di ogni nostra decisione, consegnare la nostra terra, la nostra società, il nostro oggi e il nostro futuro. Per questo credo che sia davvero una campagna elettorale speciale, è specialissima, perché la Sardegna è a un bivio, deve scegliere se tornare indietro ai viceré o deve scegliere se andare incontro all'Europa del Nord, a una Sardegna più ricca, più felice, una Sardegna capace di proteggere quello che abbiamo avuto, ma di riconsegnarlo moltiplicato alle generazioni che verranno dopo ed essere orgogliosi di quello che facciamo noi oggi, non dei nuraghe di 2000 anni fa o di 3000 anni fa, di 4000 anni fa. Dobbiamo imparare a essere orgogliosi di quello che saremo capaci di fare noi e potremo fare tanto. Grazie molto. Vi vogliamo rubare solo altri 2 minuti
perché questa rivoluzione, se la vogliamo fare, la dobbiamo fare bene dal 25 febbraio e quindi dobbiamo votare seguendo le istruzioni che adesso Federica Secchi ci racconta. L'altra cosa che vi volevo dire è che proprio perché è una coalizione, è un nuovo soggetto politico, domenica ore 11 a Ula Tirso, dove c'è la meravigliosa diga di Santa Chiara, ci sarà la presentazione di tutta la coalizione. Non sapete dove è Ula Tirso? Ve lo faremo sapere. Prego, Federica. Sì. Allora, intanto che metabolizziamo questo bellissimo incontro, 2 informazioni di servizio. Come si vota? È molto semplice, bisogna mettere una X sul logo della lista di Progetto Sardegna, in questo caso stiamo parlando di un futuro partito, indicare nome e cognome del candidato e della candidata. È possibile esprimere fino a 2 preferenze della stessa lista, un uomo e una donna. Importante in questo caso, in questa lista particolare, c'è un caso di omonimia, quindi l'invito è di inserire nome e cognome del candidato e della candidata. Ok, questo è semplicissimo, quindi mi sembra chiaro. Possiamo andare avanti. La seconda slide invece riguarda, ecco, il progetto social. Dunque, a Sassari, in questo momento solamente a Sassari, è nata, diciamo, la necessità di creare un contenitore a livello locale. Quindi l'invito è che sia le candidate e i candidati, sia anche chi supporta questo progetto, utilizzi e inizi a seguire le pagine social. C'è la pagina su Instagram, vedete se funziona il QR code, ma dovrebbe funzionare, me ne accorgo perché controllo chi comincia a seguire la pagina, e poi c'è anche il gruppo Facebook. Sono 2 pagine collegate e cerchiamo di utilizzarle in questo momento particolare per veicolare tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti, e poi in futuro servirà per il proseguimento del progetto. Quindi è importante iniziare a supportare anche questa iniziativa. E basta, questo è quanto. Grazie.